A 2 anni dall'attentato di Parigi, al Teatro Bataclani, il Veneto onora la memoria di Valeria Solesin, intitolandole la sala di lettura della biblioteca del Consiglio regionale. Una decisione presa all'unanimità nel novembre 2016 su iniziativa della democratica Alessandra Moretti. Presenti alla cerimonia la mamma e il fratello della studentessa veneziana. Questa biblioteca è il posto ideale per ripetere che la conoscenza è l'unico mezzo che abbiamo, ha spiegato la signora Solesin. Cercare di capire e conoscere è l'unica strada per sconfiggere il terrorismo. Vorrei però che si ricordasse Valeria non solo come studiosa, ma anche come una ragazza spensierata. Era una ragazza piena di vita, piena di iniziative, era una grande organizzatrice di picnic, una nuotatrice, una canoista. Possiamo ricordarla così, oltre che una studiosa. Era una studiosa, sì, ma avrebbe sicuramente fatto molto bene da questo punto di vista, ma non aveva mai trascurato la vita di tutti i giorni, le amicizie, molto legata alle amiche, agli amici, alla famiglia, alla nonna.